Ci ritroviamo per il giovedì della parola dopo un periodo di assenza. Ieri è iniziato un tempo importantissimo per la Chiesa e per tutti noi cristiani, il tempo forte della Quaresima. Con il mercoledì delle Ceneri inizia questo tempo che ci prepara alla Pasqua, all'incontro con il Signore risorto. La Chiesa ci consegna tre piste per vivere al meglio questo tempo: il digiuno, l'elemosina o carità e la preghiera. Il digiuno che non significa non mangiare, ma il digiuno potremmo dire dagli eccessi, dal pregiudizio, dal giudizio, dalla critica, dal malumore, dal sapere tutto io. Questo è il digiuno che ci viene chiesto di fare. L'elemosina, la carità che si esprime in gesti di cura, di pazienza, di affetto, di parole buone. E poi la preghiera è importantissima. La preghiera è quel caricabatterie che dà un'energia nuova alla mia vita. La preghiera che deve essere necessariamente alimentata dalla parola di Dio. Ecco, tre piste. L'invito magari è quello di intraprenderle tutte e tre, però magari ne basta una, ma fatta bene, fatta con tutto noi stessi, scelta. E unito a questo il nostro vescovo, il vescovo Claudio, ci chiede di portare avanti la proposta dell'angolo bello, quel luogo di casa mia allestito con una Bibbia aperta, una candela, un'icona, un crocifisso, che mi aiuti a vivere al meglio questo tempo di Quaresima. È il luogo dove io anche mi rifugio per pregare, per stare in ascolto di ciò che il Signore vuole dirmi, per vivere con Lui in questo momento. Bellissima questa proposta che ci viene anche dal nostro Vescovo, che ci aiuta a vivere al meglio questo grande tempo, che non è un tempo di sacrifici, non è certamente un tempo cupo, tutt'altro, è un tempo gioioso, è un tempo che permette di fare un lavoro su noi stessi, per prepararci proprio alla Pasqua, centro di tutta la nostra vita cristiana. Che sia un tempo pieno di ascolto, di voglia di capire e di desiderio di amare. Buona giornata.